Katie left me and you to ride. She caught the Katie, left me a mule to ride. My baby caught the Katie. Ma salve amici dei viaggi di Tatanka, perché sono tutta imbacuccata? Perché piove. Comunque ci troviamo a Sadali, nell'area camper, grazie alla nostra Romina che ha pensato a questo, e stiamo andando a pagare. Vediamo un po'. Una bella passeggiatina a piedi perché è un po' distante, ma non fa niente sotto la pioggia. Andiamo di nuovo all'area camper, così vi facciamo vedere com'è organizzata. 10 euro a notte, direi che è un prezzo abbastanza buono. Attrezzata di carico scarico e colonnine a... Eccoci qua, questa è l'area. Sono le pattumiere per la differenziata, carico scarico, colonnine per la corrente elettrica. Ed eccoci di nuovo qua, sotto la pioggia naturalmente. E più imbacuccati di prima. È fortunello questo tipo qua, si affaccia alla finestra e ha la cascata davanti. Che non è quella di San Valentino, forse si collega, non lo sappiamo. Comunque, bella. E buongiorno amici dei viaggi di Tatanka, eccoci di nuovo qua. Oggi andiamo a visitare le grotte di Isjanas e su Stampu de Sudurrunu. Speriamo di trovare acqua. Ed eccoci di nuovo qua. E dopo la scarpinata di ieri e la bella dormita, anche oggi ci aspetta una bella scarpinata. Intanto stiamo andando a vedere la cascata, sempre che ci sia, su Stampu del Sudurnu. Sentiero naturalistico, immersi nella natura
Ok, adesso andiamo a visitare questa cascata molto bella, è di epoca preistorica. È una cascata che è riuscita a bucare la pietra, quindi come un sifone esce proprio dalla roccia, vedrete. Ed eccoci, siamo arrivati al punto della cascata, dove praticamente scende l'acqua dal buco, quindi dal suo stampo, e finisce in questo laghetto. Meraviglia della natura. Eccoci di nuovo qua. Adesso andiamo a visitare le grotte del Giannis. E con un permessino super speciale possiamo visitare questa sala noi per primi, che non è ancora aperta al pubblico.